Bene, eccoci anche oggi insieme, avremo sicuramente modo di parlarne anche in altre occasioni, ma dal 7 al 15 di maggio si tiene in tutta Italia la settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione. Ne sono protagonisti i consorzi di bonifica, di cui ospitiamo il presidente Eugenio Zaggia, presidente del consorzio di bonifica Bacchiglione, che ha sede a Padova. Tra l'altro questo consorzio ha iniziato per tempo le celebrazioni della settimana della bonifica e dell'irrigazione, perché proprio nei giorni scorsi è stato inaugurato il potenziamento dell'impianto idrovoro di San Lazzaro, che interessa la zona settentrionale della città del Santo, e a tal proposito abbiamo realizzato un servizio televisivo che vi proponiamo. Stavolta la fumata nera dovrà portare bene, perché è stata la testimonianza dell'avvio del nuovo gruppo elettrogeno a servizio dell'impianto idrovoro San Lazzaro di Padova. 4 elettropompe capaci di espellere dal territorio 15.000 litri d'acqua al secondo e di gettarli nel vicino fiume Piovego. Adesso anche in caso di blackout, non certo impossibile durante i forti temporali. Altre opere le abbiamo in progettazione e altre in realizzazione, in particolare lo scolmatore di Menella Fossetta, 18 milioni e mezzo di euro, per il quale abbiamo già eseguito gli espropri, un altro importante intervento che va realizzato proprio per migliorare la sicurezza delle zone dei quartieri nord di Padova. Sta partendo fortunatamente sull'onda di quel che è capitato, che drammaticamente abbiamo riscontrato, sta partendo una maggior sensibilità, speriamo che non finisca dopo poco. I lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione grazie ad un finanziamento regionale di 350.000 euro. L'inaugurazione è anche servita da prologo alle iniziative previste nel Padovano per la Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, in calendario dal 7 al 15 maggio prossimi, per contribuire a migliorare il rapporto comunicativo fra consorzi, territorio e i suoi abitanti. Il consorzio di bonifica e la bonifica rappresenta la storia delle popolazioni di questa regione, io lo dico per questi territori e per il Bacchiglione in particolare, come sarebbe stata la storia di questi territori negli ultimi 500 anni senza la bonifica. Io non la so immaginare, perché la storia del nostro territorio non sarebbe così senza la bonifica, non sarebbe la stessa cosa. In tutti è ancora fresco il ricordo dell'alluvione dello scorso novembre. Per questo, seppur arrivata in ritardo, è stata quanto mai gradita una benedizione, non si sa mai. E allora abbiamo concluso con una battuta, insomma, visto che nell'occasione il prete è arrivato in ritardo. Ma a proposito del non si sa mai, bisogna sempre solo sperare nel fatto positivo o le cose stanno cambiando? Ma io credo che noi avere fiducia e speranza è sempre positivo, però credo che da persone, come dire, razionali dobbiamo anche capire e sapere che il nostro territorio è un territorio, tra virgolette, dove la gestione dell'acqua insieme alla qualità della vita è da sempre un elemento importante. La bonifica interviene su questo, la cultura dei veneti nella gestione dell'acqua credo ha fatto scuola, io credo possiamo dire in tutto il mondo, cioè per come noi abbiamo sempre regimato i fiumi e gestito anche le emergenze sull'acqua. Forse quello che ci ha trovato, e dobbiamo dirlo per onestà, un pochino impreparati, è quanto sta avvenendo da circa 20 anni dove gli eventi meteorici sono estremamente violenti e forse abbiamo sottovalutato l'efficacia e la necessità di mantenere le opere, per cui l'ultima alluvione ci ha messo sicuramente in difficoltà, ma è anche il frutto di 30-40 anni dove gli investimenti sulle manutenzioni dei fiumi qualche volta sono mancati o non sono stati fatti a sufficienza. Oggi il conto si presenta, e che si presenta nel Veneto è direi estremamente pesante. Mi pare che quanto sta dichiarando la Regione servono più di 2 miliardi di euro per sistemare le cose che negli ultimi 50 anni probabilmente abbiamo sempre rinviato, e su questo la bonifica da anni sta chiedendo attenzione maggiore al problema del rischio idraulico, perché quando poi il conto si presenta è estremamente salato. E lo abbiamo visto. L'abbiamo visto. Abbiamo appena visto anche il servizio sul potenziamento dell'impianto idrovoro di San Lazzaro, ma questo fine settimana voi avete anche un'altra inaugurazione ad aprire ufficialmente la settimana al proposito. Sì, diciamo San Lazzaro era importante, ci andava di utilizzare anche quell'evento perché la città di Padova negli ultimi anni ha avuto
non poche situazioni di difficoltà data da eventi meteorici temporali estivi in particolare che hanno in qualche modo creato disagio, quindi quell'intervento migliora ancora. Diciamo che adesso Padova è un po' più sicura. Diciamo di sì. Se uniamo poi l'altro intervento che in fase esecutiva dovrebbe chiudersi tra qualche settimana, che è Volta Barozzo, dove proprio l'area che va dagli ospedali a Forcellini dovrebbe essere quella dove viene messa in maggiore, diciamo così, sicurezza, credo che altre parti della città, se poi aggiungiamo il Limenella Fossetta, comunque sono lavori in programma su cui si sta lavorando. Intanto c'è la rivincita. Perfetto. Perché a Bovolenta è una sorta di rivincita, visto che a Bovolenta, è una zona alluvionata. A Bovolenta l'inaugurazione è le somme urgenze che la Regione ci ha riconosciuto di quelli che sono stati i danni alle opere e agli impianti idrovori dovuti alla rottura dell'argine a Ponte San Nicolò e all'entrata di oltre 15 milioni di metri cubi d'acqua che hanno via via spazzato via tutte le strutture della bonifica e che noi dovevamo assolutamente, la Regione ce l'ha riconosciuto come necessario, intervenire perché... Per ripristinare. Per ripristinare, ma anche perché credo che i cittadini di Maserà, Albignasego e Mandria si ricordano maggio 2010, giugno 2010, dove diverse case sono state allagate, anche là per temporali primaverili, come arrivano anche in autunno, di forte intensità, 60-70 mm d'acqua, 6-7 cm d'acqua in qualche decina di minuti, e lì non ti salvi. Allora, se a questo dovessimo aggiungere... Non portiamo Pegola, quest'anno no. Sarà diverso. Sì, hai ragione, tu pensa, abbiamo avuto novembre, dicembre, anche marzo, situazioni di criticità, l'abbiamo visto con l'alluvione ma anche la piena dei fiumi, ma la pioggia dopo settembre-ottobre sul nostro territorio, sono 40 giorni che non piove. La stranezza di questo clima è grandi piogge in alcuni momenti, piogge estremamente intense, adesso sono 40 giorni che non piove, l'agricoltura, quella dei trapianti e delle semine, ha già iniziato, anche se in maniera sporadica, a soffrire. Quindi il paradosso è quello, si passa dall'alluvione alla siccità. Alla siccità, è terribile. Però dobbiamo cominciare a conviverci e a capire come il clima non lo dettiamo noi, dobbiamo adeguarci e attrezzare il nostro territorio a quello che serve per garantire ai cittadini le attività produttive, chi vive in questo territorio, a vivere questi eventi sicuramente con meno emotività, perché conosciamo i limiti, le fragilità, ma ci siamo anche attrezzati di conseguenza. Insomma. Ecco, in questo quadro nuovo per il nostro Paese è opportuno ricordare, e devo dire la bonifica lo fa sempre, che la sicurezza idraulica al 100% non esiste. Non esiste. Proprio perché stanno cambiando gli eventi meteorologici, sì. La struttura di scolo delle acque è adeguata invece ad altri tipi di pioggia e quindi insomma ci vuole del tempo per riuscire a mettersi a posto. Direi che si sta tutti lavorando, anche c'è oggi la consapevolezza sia nelle istituzioni che in chi ha il compito di interessarsi di questo. In realtà anche la settimana bonifica, mi sia permesso di citarla, noi lanciata dall'ANBI qualche anno fa, è un'occasione perché in tutto il territorio italiano, e anche noi in Veneto e a Padova lo faremo, per avvicinare i cittadini, i consorziati, il territorio, a quelle che sono le attività dei consorzi di bonifica, quella che è la prevenzione, l'attività di prevenzione, di manutenzione delle opere, ma anche gli interventi a migliorare e a rispondere a quelle che sono le criticità. Allora, noi abbiamo previsto in questa settimana adesso l'inaugurazione delle opere in somma urgenza fatte dopo l'alluvione, faremo una mostra sabato 7 e domenica 8 e mi pare proprio in occasione dell'inaugurazione presso l'idrora a Bovolenta, presso l'idrora Pratiarcati, dove illustreremo quelle che sono state quella che è stata l'effetto dell'alluvione, i danni, gli interventi che il Consorzio, insieme utilizzando ovviamente finanziamenti della Regione, sta realizzando per mettere in maggiore sicurezza i cittadini. Ecco, però poi da lunedì ce n'è un'altra dimostra presso la vostra sede in via Vescovado a Padova. Da lunedì 9 a domenica 15, dalle 9 del mattino fino alle 18, presso la sede del Consorzio in via Vescovado sarà aperta una mostra dove verranno presentate anche qua gli effetti dell'alluvione, perché molte volte si è parlato di alluvione, si è visto molto, ma
nei particolari cosa è successo ci sembra sia opportuno continuare a parlarne per capire meglio. E poi in particolare... È una cosa curiosa, mi piace sempre sottolinearla, nell'alluvione del novembre voi siete stati alluvionati, perché questo è un paradosso. È così, cioè dopo, davanti alla rotta della Roncaiete c'è un nostro impianto idrovoro, quello del Maestro, lo chiamiamo così, che è stato il primo manufatto ad essere alluvionato, ad andare sott'acqua, diciamo, ed era in funzione, quindi ad alta tensione sono saltati tutte le strutture elettriche, e non è costato poco, diciamo così, ripristinarlo, abbiamo fatto immediatamente. Ma al di là di quello, volevamo anche, in occasione dal 9 fino al 15, a tutta domenica 15, invitare tutti i cittadini di Padova, saranno diverse le iniziative che faremo all'interno della città, a capire perché Padova è città d'acque, è un nodo come dire, di grande importanza nel Veneto. Padova sta all'interno, a sud il fiume Bacchiglione e a nord il Brenta. La gestione delle acque di Padova è una gestione che la Regione fa, è estremamente complessa, ma è altrettanto complessa anche come dire, portare le acque di pioggia all'esterno di Padova nei momenti in cui ci sono le criticità. Su questo c'è un impegno del Consorzio, abbiamo una grande collaborazione da sempre con il Comune, e questo è fondamentale con la Regione per trovare le soluzioni. Allora, devo chiudere. Allora? Ai cittadini, veniteci a trovare, forse vi aiuterà a capire meglio come l'acqua a Padova si gestisce. Settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, un'occasione per conoscere la difesa idrogeologica del territorio. Grazie a Eugenio Zaggia, Presidente del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, a voi la prossima.